Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buongiorno, eccoci a Radio Libertà per Alta Tiratura, io sono Alessandro Gnocchi. Dunque, libri nuovi in questo periodo ovviamente ne escono davvero pochi. Secondo me può essere interessante fare una specie di rassegna stampa del fatto del giorno di ieri, ma anche ancora oggi, se non si parla d'altro, cioè della morte di Francesco Guccini, cantautore modenese che è morto appunto ieri mattina nella sua casa sugli Appennini dove viveva. La prima cosa è che lo conoscevano tutti, questo è un malvezzo di tutti i giornalisti. Quando muore un personaggio famoso che non può più smentire, improvvisamente sono stati tutti amici intimi di Guccini. Praticamente la notizia sarebbe trovare un giornalista che ammetta di non averlo mai incontrato. Ma non solo erano tutti amici di Guccini, a insaputa di Guccini probabilmente, ma addirittura possiamo dire che Guccini sia morto circondato dai giornalisti, i quali fanno a gara per spiegarci che l'avevano appena visto 2 giorni prima, un giorno prima, un minuto prima che morisse. Naturalmente Guccini non può smentire, quindi saranno, prendiamo per buono tutto quello che leggiamo. Certo, doveva esserci un via vai nella stanza dove Guccini riposava, che insomma poteva essere anche difficoltoso da gestire, cioè proprio come traffico, entra Prodi, esce Scanzi, arriva un altro, insomma. Pare ad esempio che da quello che viene fuori, no? Pare quasi che alcune riunioni di redazione siano state proprio tenute nella casa di Guccini con il corpo ancora caldo nella stanza da letto. Questo però succede sempre. Questa volta è successo con una forza ancora più impressionante, perché ci sono sui giornali 7-8 pagine dedicate a Guccini e quindi tutti ne hanno voluto prendere un pezzo, no? Questo vale sia per i giornalisti musicali, che uno si prende il pezzo, io l'ho conosciuto negli anni 70, l'altro il pezzo è merito mio, si è cambiato stile negli anni 80, un altro pezzo ancora, ma io l'ho visto 100 volte dal vivo. Io giocavo a carte con lui all'Osteria a Bologna, tutte queste cose qua, tutti ne hanno un pezzettino, ma anche politicamente tutti hanno un pezzo, hanno preso un smembrato il povero Guccini e ognuno se ne è portato a casa il pezzettino che gli faceva più comodo, e quindi scopriamo che è stato un cantautore identitario per la destra. Io non so quale destra possa ritenere Guccini un cantautore identitario per la propria parte politica, uno che cantava la giustizia proletaria. Mi sfugge, però evidentemente sfugge a me, perché tutti hanno comunque pensato di annetterlo, comunque di tirarlo dalla propria parte. Ma il capolavoro, come sempre in queste cose, è quello fatto dalla sinistra, che è riuscita a spaccarsi su Guccini. Cioè, c'è un'intervista mitologica, direi, ad D'Alema su Repubblica, in cui D'Alema spiega che no, Guccini non era veramente comunista, e questo può anche darsi, nel senso che comunista lo era, non era organico al PC, ma semmai. Comunque D'Alema dice che il vero cantautore comunista è Francesco De Gregori, il quale non credo sarà tanto felice di sentirsi assegnare questo titolo. E quindi c'è la guerra del campo largo anche dentro, c'è la coalizione dei cantautori. Questo giochino è veramente lo specchio di quello che è poi la politica, no?
Guccini, va bene, Guccini oggi si è espressa anche l'Accademia della Crusca che gli ha riconosciuto il titolo di poeta. A me francamente pare che la poesia, ma non lo dico per antipatia nei confronti di Guccini, lo dico in generale, non mi sembra proprio che la poesia possa essere confusa con il testo di una canzone. Peraltro il canzonettaro che ha preso il premio Nobel per la letteratura, cioè Bob Dylan, nel discorso con cui accettava il Nobel, che si è guardato bene dall'andare a ritirare il discorso, l'ha tenuto Patti Smith per lui, leggendo, e proprio il premio Nobel per la letteratura, autore delle canzoni più omaggiate, per non dire copiate, del mondo, ci viene a dire che i testi delle canzoni non sono poesia, non sono comprensibili e non sono significativi se staccati, se portati via dalla musica. Se lo dice il premio Nobel per la letteratura, forse sarà il caso di pensare prima di attribuire a chiunque il titolo di poeta, non perché sia un titolo poi così significativo, ma così semplicemente per amore e rispetto della verità. Cioè la poesia ha le sue regole, ha la sua prosodia, che non è sempre la stessa della musica. Non c'è sempre corrispondenza, e questo lo dice un premio Nobel per la letteratura famoso per scrivere canzoni. C'è una grande discussione, come al solito, ma era veramente di sinistra oppure no? Perché allora molti vorrebbero che fosse oppure no, e quindi dicono che Guccini stesso aveva detto di non essere comunista, ma di essere semmai anarcoide. Ora, mi dispiace, ma io non sono d'accordo con Guccini. Magari un artista non è sempre il miglior giudice di se stesso, ma francamente i suoi testi sono apertamente comunisti, non hanno niente di anarcoide, così come del resto la vita di Guccini non ha niente di anarcoide. Sono testi di un comunista non organico al PC, ma comunque un comunista. La locomotiva, la giustizia proletaria, ragazzi, cioè, vogliamo far finta che non abbia cantato quelle cose lì, e le ha cantate sì, cioè, poi possono piacere o no, non sto discutendo la qualità, non è questo, però diciamo che il significato di quelle canzoni sia inequivocabile, quello possiamo darlo per acclarato. L'autore dice che non era comunista, forse intendeva che non era appunto organico al Partito Comunista, ma certamente nelle sue canzoni quello che emerge è il socialismo. Tra l'altro lui è stato anche scrittore vero, uscirà adesso a settembre un suo romanzo inedito che si intitola Le pere calde, uscirà per Giunti come tutti i suoi ultimi libri, però io voglio ricordare una cosa di Guccini scrittore che mi ha colpito e che trovo che sia altamente positiva, cioè il fatto che lui si incaricò di scrivere un dizionario del dialetto di Pavana, spero di averlo pronunciato giusto, che è il paese dell'Appennino di Modena dove lui risiedeva. E questo è veramente un tentativo di salvare la tradizione, un tentativo, diciamo, dal sapore filologico, che però è anche un po' commovente, perché cioè, si tratta di testimoniare una lingua che ormai per motivi più disparati, ma insomma anche semplicemente per spopolamento dell'Appennino, è una lingua che va a morire. E in questo tentativo di salvarla io vedo un messaggio molto bello e anche toccante. Un'altra cosa che aveva fatto, che mi è parsa simpatica, c'era un mulino d'acqua vicino, diciamo, al paese, che era diroccato, si temeva che venisse abbattuto. Lui lo comprò non sono molti gli anarchici che possono permettersi un acquisto simile, comunque lo comprò
e ci mise dentro il suo studio di registrazione, e questo è un modo simpatico, anche utile, di salvare un monumento, perché per quel paese quel mulino rappresenta la storia, quindi è un monumento. Il monumento l'hanno innalzato anche a Guccini. Come sempre i morti sono sempre belli, bravi e buoni, quindi diciamo non c'è niente da imparare sui giornali sulla figura di Guccini, c'è niente che non sappiamo già tutti. Con questo vi lascio a un brano dei Kraftwerk, che sono un gruppo di musica elettronica, tutto tedesco, che non c'entrano niente con Guccini, ma c'entrano molto con quello che diremo dopo. She's a model and she's looking good. I'd like to take her home, that's understood. She plays hard to get, she smiles from time to time. It only takes a camera to change her mind. She's going out to nightclubs, drinking just champagne. And she has been checking nearly all the men. She's playing her game and you can hear them say, she's looking good for beauty, we will pay. She's posing for consumer products now and then. For every camera she gives the best she can. I saw her on the cover of a magazine. Now she's a big success, I want to meet her again. Rieccoci a Alta Tiratura su Radio Libertà. Io sono Alessandro Gnocchi, abbiamo parlato di Guccini e soprattutto di come Guccini viene raccontato dai giornali, dai media in generale in questi giorni. Ma adesso cambiamo radicalmente argomento e andiamo a toccare uno dei nodi che secondo me sono il nodo più interessante, diciamo, del dibattito filosofico fuori dall'Italia, perché purtroppo in Italia
siamo attardati ancora a discutere su robe novecentesche e basta, cioè ci interessa solo stabilire se siamo fascisti o no, ma diciamo che il mondo nel frattempo va avanti, pensano per altre cose più moderne, più futuristiche. Partiamo però da un dato concreto, ovvero se voi, non so se siete abbonati a Apple TV, ma diciamo in questi giorni viene trasmesso prima di ogni contenuto in streaming il lancio di quella che è la grande serie appunto del rientro per Apple, che è una serie tratta da un grandissimo romanzo degli anni '80, ovvero Neuromante, anche la serie si chiama così, Neuromante di William Gibson, uno scrittore americano. È il libro che ha diciamo fondato il genere cyberpunk cosiddetto, e è costruito come un giallo, per cui posso raccontare, ma non troppo, di quello che c'è nel libro. Diciamo che è la storia di Case, che è un grande hacker, cioè uno che si infila nelle reti cibernetiche digitali e riesce a arrivare ovunque, abbattendo tutte le misure di sicurezza e protezione dei dati, e appunto essendo in grado di fare questo è in grado di rubare i dati anche alle grandissime potenze. Case viene reclutato da non si sa bene chi per appunto fare uno di questi furti e si trova coinvolto in un grande scontro che non è uno scontro, non è una guerra aperta, è una competizione diciamo per garantirsi, per prendere il sopravvento sul mercato, diciamo così, da parte di due grandi aziende che sono poi guidate da due intelligenze artificiali. Fino a qui diciamo che si può raccontare. Come va a finire? Assolutamente no. Ovviamente la serie non l'ho ancora vista, la guarderò di sicuro. Neuromante è uno dei miei libri, diciamo quelli del comodino, che ho letto più volte, perché comunque ci fa, se si pensa che è stato scritto negli anni '80, veramente William Gibson aveva visto il futuro in maniera straordinaria, cioè aveva anticipato appunto il dibattito sulle intelligenze artificiali, aveva aperto delle porte che poi vediamo sfruttate oggi, no? Cioè il dato forte sul personaggio di Case è che Case è capace di vivere due vite, una sconnesso dalla rete e una connesso nella rete. Cioè Case diciamo, non è solo un corpo biologico, ma è un insieme di dispositivi, è una parte di un insieme di dispositivi. È come dire che l'uomo, e qui vengo al dibattito contemporaneo, che l'uomo, diciamo, non è più il suo corpo e basta. L'uomo è l'uomo e le sue protesi tecnologiche e digitali che diventeranno sempre più invasive. Come dire, noi facciamo parte di un circuito. Oggi le protesi, io ne ho una davanti agli occhi, è il mio iPad, qui ce n'è un'altra, è il mio cellulare, sono esterne al corpo. Un giorno queste protesi entreranno anche nel corpo umano, e non solo queste, ovviamente. E per cui c'è un dibattito filosofico molto serio e anche molto appassionante, non in Italia ovviamente, su cosa sia, appunto, su come diventerà l'uomo. E molti dicono l'uomo non sarà più solo una questione di carne, l'uomo sarà parte di un circuito, di un sistema in cui c'è una parte biologica e c'è invece una parte che biologica non è. E questo arriva nei pensatori più estremi a mettere in discussione il significato della parola morte,
perché ti dicono: ma non è che se muore il tuo corpo la tua coscienza non esiste più, la tua coscienza è anche in tutti i tuoi, sarà anche distribuita anche in tutti i tuoi, in tutte le tue protesi, cioè nelle altre parti del sistema. Anzi, il corpo biologico è la parte più facilmente sostituibile, quella inutile. Una volta, diciamo che il cervello e la macchina saranno fusi assieme. Sembrano discorsi incredibili, ma ho avuto modo di ascoltare una conferenza di Harari, che è uno studioso molto noto, è quello che ha fatto Homo Deus e altri bestseller scientifici, in cui lui spiegava che appunto, cioè, è una cosa a cui si pensa seriamente, per cui dicono la flat line, cioè la linea che nei film si vedono, no, i macchinari collegati al corpo. La flat line è quando il battito cardiaco cessa e quindi si vede la linea continua verde che è la morte. E questi invece dicono che la flat line non è la morte, perché si può vivere con una situazione di flat line in un altro dispositivo, come se noi stessi fossimo una parte neanche così rilevante del dispositivo stesso, e quindi si discute su cosa sia la morte. Ora, ci sono delle aziende, no, della Silicon Valley, una per pura fortuna mi capita di conoscerla un po' meglio delle altre, perché il direttore di uno dei dipartimenti di questa azienda, che è Moderna, è un mio compagno di collegio, e è un italiano, e quindi Moderna che cosa fa? Adesso noi la conosciamo perché aveva sviluppato i vaccini contro il Covid, ma in realtà Moderna ha questa missione sociale, l'immortalità, cioè loro studiano non solo i modi per rallentare l'invecchiamento, che poi questa parte di studi è quella che produce i prodotti che poi vanno sul mercato, no? Tutti i prodotti contro l'invecchiamento, ma studiano anche quello che dicevamo, cioè la nostra coscienza si potrà scaricare da qualche parte. Se si può scaricare da qualche parte, io cosa sono? Il mio corpo, la mia coscienza, un insieme di dati, sono dati prevedibili, imprevedibili, cosa ci dicono ci sono dei ricordi legati cioè, insomma, siamo su un piano completamente che può sembrare folle, ma lo stanno veramente studiando, così come pare folle, no? Quando Musk dice: beh, ma noi colonizzeremo Marte. Ma lo dice sul serio, lo vuole davvero colonizzare? Non si porterà però dietro 7 miliardi di persone, anche questo va pensato, si porterà dietro un'elite, e questa elite come sarà fatta? Sarà fatta tutta di carne? Ma non lo so, ci saranno uomini potenziati e uomini no. Cioè, questi sono temi della fantascienza, discute da quando è nata, e in particolare quelli della tecnologia, i temi della tecnologia digitale sono stati anticipati in maniera clamorosamente esatta da appunto questo movimento che si chiamava cyberpunk, di cui William Gibson era è il massimo esponente. Cyberpunk perché l'hacker è un cane sciolto, come il punk nella musica degli anni 70, no? Cioè quello fuori dal sistema che poi ci entra, ma insomma quello che inizialmente ha una carica dirompente e non risponde a nessuno. Oppure, diciamo, la grande truffa del rock and roll si mette al servizio di chi paga di più, senza appartenere a una parte, senza appartenere a uno o all'altro. Niente, aspettiamo la serie. Neuromante ha già influenzato parecchi film e parecchie serie, però questa dovrebbe essere una trasposizione esatta. Peraltro uno dei giochi di maggior successo elettronici di tutti i tempi, Cyberpunk 2077, è proprio una variazione sul tema di Neuromante. Ciao. Paperback writer.
Avete ascoltato Alta Tiratura.